Ma l'azione che abbiamo vista della compravendita di questa società che praticamente è in borsa sul mercato inglese dimostra che c'è l'interesse di un privato che vuole andare a vedere quali sono i segreti che possono sviluppare o delle patologie o delle forme di lunga vita per poi applicare alcune correzioni sia dove ci sono i difetti o alcuni miglioramenti dove ci sono i pregi del DNA. Quindi l'interesse ci può essere. Quello che non riesco a capire è come mai è stato permesso questa cosa, perché mi sembra un po' strana. Spiego il perché è strano. Io ho 20 anni che studio i centenari in Sardegna e ho dei medici a contratto che vanno a trovare a domicilio il centenario. Ma prima di fare l'intervista e prima di fare il prelievo del sangue, fanno sottoscrivere una dichiarazione di intenti, ma gli stessi ricercatori, cioè i medici che vanno a casa del centenario, firmano una dichiarazione di riservatezza. Nessuno può dare il campione biologico, perché non siamo autorizzati da chi concede il prelievo del sangue, cioè dal paziente che si sottopone alla ricerca. Poi non capisco un'altra cosa. Tutti i miei campioni biologici, sto parlando plasma, siero, DNA, conservati a meno 80 gradi, a meno 20 gradi, a secondo del campione, sono conservati e identificati con un codice, cioè con un numero. Quindi anche se venissero al frigorifero dove io conservo i campioni, ma penso che non se ne possano fare niente, perché non c'è il nome e il cognome, non sanno di chi è. Quindi io ho applicato diverse norme di sicurezza dove il campione e gli altri non lo possono utilizzare, perché nel consenso informato dell'intervistato c'è scritto che io sono responsabile e che loro in qualsiasi momento mi possono chiedere i risultati di quella ricerca e mi autorizzano esclusivamente a utilizzare il dato in forma anonima. Quindi ci sono dei momenti nella ricerca di grande legalità, perché ogni progetto di ricerca è approvato dal comitato etico. Nel comitato etico ci sono tutte queste cose, cioè praticamente il modulo che è la riservatezza è quella, oltre alla riservatezza, del consenso informato, altrimenti non si può fare né il prelievo né nell'intervista. Mi sembra strano che questo possa essere successo perché è un grande patrimonio dei sardi e i sardi, come in tutte le cose, hanno dei caratteri definiti, forti, e noi tra i caratteri fortemente prevalenti in questa isola abbiamo i caratteri di longevità, cioè è una terra dove vivono moltissimi centenari, sono vissuti anche nel passato moltissimi centenari e penso che questo sia un bene dell'umanità, non di un'impresa privata o di un ente privato che va in borsa. Questo DNA trafugato io non so quali sono i suoi scopi. Sicuramente dopo che avranno analizzato il DNA o esaminato, o cercato o dopo un sequenziamento magari completo del tutto il genoma umano di ogni singolo individuo o con altre tecniche potranno scoprire dal punto di vista genetico quali sono i geni che governano certi processi e teniamo presente che i geni poi nel DNA, dal DNA si ha la traduzione e la formazione delle proteine e le proteine entrano in moltissimi processi patologici ma anche in caratteristiche di salute. Quindi andare a individuare eventuali proteine secreti o prodotti da alcuni geni, da alcuni tratti del DNA può essere un interesse di grande rilevanza economica.